Si terranno domenica 6 aprile a Sacile le celebrazioni ufficiali della Festa della Patria del Friuli. Sono oltre 100 i comuni che in collaborazione con associazioni e Pro Loco stanno organizzando circa 200 eventi culturali. Momenti di riflessione e di condivisione per vivere appieno i valori della cultura, della lingua, della storia e dell'identità friulana. Oggi la presentazione nella sede della Regione a Udine. Festa della Patria del Friuli, quest'anno a Sacile. Sindaco, davvero una bella opportunità per approfondire anche le tematiche legate alla nostra lingua. Sicuramente Sacile è una grande novità, appunto come diceva, perché riguarda un aspetto nuovo. Sacile è il confine tra Friuli Venezia Giulia e il vicino Veneto, e quindi anche una sfida quella di Arlef di portare, noi l'abbiamo accolta con grande piacere, con grande entusiasmo. Ci sarà davvero una ricchezza di contenuti, oltre che la giornata stessa della festa, anche i giorni precedenti, perché l'abbiamo arricchita proprio con iniziative che convergono verso la valorizzazione appunto della giornata stessa di festa e anche di tutti i contenuti che con Arlef stiamo curando in questi giorni. L'importanza di rinnovare un appuntamento come la Festa dei Patria del Friuli, questa volta però a Sacile. Beh, è una bella novità. La Festa della Patria del Friuli è una festa importante per la regione Friuli Venezia Giulia, perché noi tutto l'anno parliamo di lingua e promozione linguistica, ma ovviamente qui c'è anche un valore aggiuntivo che è quella dell'identità di un popolo, che è rappresentato da oltre 600.000 cittadini che si sentono friulani. Ci sono aree in cui insiste maggiormente la componente friulanofona, altre in cui meno. Sacile sicuramente uno di quei comuni in cui si sente meno la friulanità presente sul territorio, però rappresenta un elemento importante per il nostro territorio ed è una cittadina che rientra in quel contesto sociale e culturale, e quindi è bene valorizzarla anche da questo punto di vista. È una novità e sarà bello vedere come verrà anche accolta dalla cittadinanza, e sono sicuro in modo estremamente positivo. Ma ciò che è ancora più importante è il fatto che la festa conclusiva finale è sia a Sacile, ma prima ci sono oltre 200 eventi sparsi su tutto il territorio regionale proprio per celebrare questa importantissima ricorrenza. Eros Gisilino, presidente Arlef, Festa della Patria del Friuli quest'anno a Sacile. Questa è davvero una novità. Assoluta novità, ma abbiamo incontrato una grande collaborazione, un grande spirito identitario anche a Sacile, che si è dimostrata una cittadina veramente vivace ma anche molto competente, quindi avremo una serie di attività, eventi e appuntamenti molto ricchi e molto interessanti, per cui vi invitiamo a Sacile non solo per il 6 di aprile, che è la data in cui celebreremo appunto la Patria del Friuli, ma anche nelle occasioni successive. Potete trovare tutto il materiale relativo agli eventi sul sito dell'Arlef, e sono tanti gli eventi perché abbiamo oltre 150 eventi, credo che si aggirino verso i 174, che vuol dire che c'è un evento per ogni comune del Friuli Venezia Giulia, ogni comune friulanofono del Friuli Venezia Giulia, a cui si aggiungono gli eventi dei 7 comuni del Portoguarese, che sono di identità linguistica friulana, però appartengono alla regione Veneto per ora.